Da questa grotta lanciamo la trasmissione di Cronache Trevigiane che sta per cominciare. Siamo a Villa Maser, parleremo di ciliegia ma anche di tanti altri saperi e sapori della marca trevigiana. A tra poco. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane. Siamo a Masere, in questa splendida villa, in compagnia della contessa Diamante Lulling, anche presidente del consorzio DOCG, Asolo DOCG, un altro risultato straordinario per questo territorio, e del il sindaco Daniele De Zen, sindaco di Masere. Allora, tante cose da dirvi, soprattutto ricordatevi questa data in calendario, 30 maggio, grande ventennale della mostra della ciliegia di Masere. Contessa, ci sono tante cose davvero da dire in questi giorni per i prodotti che esprime questa terra. Sì, ce ne sono tantissime. Sicuramente la ciliegia è una cosa importantissima per Masere, perché ci sono sempre stati ciliegi sulle nostre colline, perché è un prodotto che ha varie fasce e momenti di produzione, per cui in un certo senso puoi anche sopperire al maltempo, per cui se non magari va male una va meglio l'altra. E poi c'è il vigneto, l'uva, i nostri vini e, come diceva, il grande successo di avere l'Asolo Prosecco DOCG superiore. Andiamo alla DOCG, all'Asolo DOCG, ci sarà un appuntamento da non perdere. Ci sarà un appuntamento il 4, 5 e 6 giugno qui in villa e alla Tipoteca di Cornuda. Va bene, questo ci ritorneremo sopra. Sindaco, un lancio della ciliegia trevigiana, ovvero della ciliegia di Masere, con un convegno con tante personalità che hanno lanciato dei messaggi. Che prime conclusioni traiamo? Delle conclusioni sicuramente interessanti, perché c'è la parte, diciamo, pubblica, che è quella appunto rappresentata dalla provincia, quindi dal comune, dalle amministrazioni e amministratori, dove appunto fanno capire che la tecnologia, la sinergia, il mediale, il mediatico bisogna utilizzarlo. Ecco, è importantissimo in questi giorni proprio per promuovere il nostro territorio. Allora Sindaco, la ciliegia di Masere, la DOCG, questa splendida villa, un territorio che racconta molto, insomma un paniere per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista anche economico di questo territorio. Un cocktail di cose secondo me importanti, proprio perché da questo convegno viene fuori l'idea, la voglia che comunque il cittadino, il turista, la persona, l'essere umano ha voglia di ritornare a esplorare il territorio, ritornare a capire la nostra terra, ritornare a capire proprio cosa ci nasconde, quali meraviglie ci può nascondere, la poesia che magari ci sta dietro, no? E quindi il prodotto. Io la ringrazio davvero Sindaco, ringrazio anche la Contessa, grazie davvero per la cortesia, per queste testimonianze. Noi ci fermiamo qui per un servizio di Cronache Trevigiane e poi un esperto, forse il massimo in Italia, ci parlerà delle caratteristiche della ciliegia di Masere. A tra poco. Confrontarsi, condividere e costruire. Sono questi gli obiettivi che muovono l'azione di Un'Industria Treviso nell'organizzazione degli incontri di zona con gli imprenditori della provincia. Nell'incontro organizzato a Conegliano abbiamo incontrato il presidente Alessandro Vardanega, al quale abbiamo chiesto di farci una panoramica sullo stato delle imprese trevigiane in questo primo semestre 2010. Sta crescendo il numero delle imprese che ci dichiara di avere fatturati in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, conseguentemente i livelli produttivi vanno nella stessa direzione, quindi siamo più fiduciosi rispetto a qualche mese fa, e questo sta a dimostrare come la qualità degli imprenditori trevigiani sia una qualità davvero di assoluto rilievo. Un anno indubbiamente difficile il 2009, che ha lasciato il posto però ad un velato ottimismo, una ventata di fiducia che nasce anche dalle azioni a sostegno delle imprese messe in campo dall'Associazione degli Industriali Trevigiani. In questa situazione gli imprenditori si sono davvero molto concentrati
con l'aiuto da parte della nostra associazione nel gestire al meglio tutte le tematiche del credito e delle relazioni industriali. Quindi come associazione ci siamo davvero strutturati per dare un supporto operativo in questi due ambiti di attività, proprio per gestire una strategia di adattamento al nuovo scenario che si era creato. Tra le novità a favore del contatto diretto tra le imprese e un'industria c'è l'introduzione dei social network nella comunicazione quotidiana del mondo dell'impresa. A parlarcene è il direttore generale Giuseppe Milan. Da quest'anno un'industria apre anche su questo fronte, creerà uno specifico sito nel quale tutti gli associati potranno dialogare con l'associazione, confrontarsi con il presidente si potrà confrontare con tutti i propri associati e tra loro stessi gli associati potranno evidentemente discutere di temi che hanno a che fare con le politiche economiche, le politiche industriali e anche le opportunità di business che si possono creare tra di loro. Un'industria continua a lavorare per creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla permanenza delle imprese nel territorio, stabilendo dei tavoli di discussione con le associazioni sindacali e il mondo dei lavoratori, nonché con il mondo del credito e degli istituti bancari, come ci spiega il presidente Vardanega. Abbiamo sostanzialmente ribadito la necessità di evitare in quest'anno 2010 un ulteriore irrigidimento nell'accesso al credito come conseguenza della presentazione dei bilanci del 2009 che le imprese stanno presentando e che evidenzieranno risultati peggiori rispetto al passato. Quindi in una fase in cui l'economia sta, sia pur lentamente, riprendendo, c'è assolutamente la necessità che il sistema bancario continui a supportare finanziariamente queste imprese che sono impegnate proprio in un processo di ripresa. Rientriamo in questo studio ideale, in questa splendida villa di Maser, 7.000 quintali, 7 tonnellate, 50 ettari prodotti e soprattutto una settantina di produttori. Sono questi i numeri della ciliegia di Maser e noi incontriamo Giorgio Bargioni. Buona giornata, già direttore dell'Istituto di Frutticoltura di Verona, che è un po', diciamo, l'anima, lo spirito delle ciliegie del Veneto. Ecco, andiamo a descrivere la ciliegia di Maser. La ciliegia di Maser è una ciliegia molto interessante, in un ambiente fra l'altro particolarmente favorevole anche alla coltivazione e allo sviluppo della cerasicoltura. Oggi in particolare questo sviluppo può essere favorito dal fatto che la pianta può essere ridotta nel suo sviluppo, limitata nelle sue dimensioni e quindi rendere tutti gli aspetti, tutte le operazioni che devono essere fatte sull'albero molto più rapide ed economiche soprattutto. Che varietà troviamo a Maser? A Maser troviamo l'originale varietà interessante che è la mora di Maser tradizionale, ma naturalmente anche l'introduzione di nuove varietà più recenti, più produttive, più facili anche a condursi, che sono rappresentate un po' nell'ordine di maturazione dalla Giorgia, per esempio, dalla Lapins, che è una varietà autofertile, e soprattutto poi dalla Ferrovia, di origine pugliese, ma che trova un'ambientazione molto buona anche in questo ambiente, in queste regioni, dalla Cordia e dalla Regina, che sono varietà di recente costituzione, anche queste, che danno delle produzioni molto elevate e soprattutto molto accettate dal mercato. Ma perché sono così buone a Maser le ciliegie? Ma a Maser sono buone perché l'insieme del terreno e del clima che rende la coltivazione del ciliegio e la sua, diciamo, il suo sviluppo, il suo comportamento particolarmente favorevole. Proprio in conclusione, quindi lei dalla sua esperienza vede le potenzialità per questo frutto di Maser di avere successi in futuro? Sì, senza dubbio, perché l'ambiente è favorevole. Bisogna che i produttori si orientino appunto verso una coltivazione di alta specializzazione e che poi rimangano uniti per quel che è la commercializzazione del prodotto. Allora Presidente, io la ringrazio davvero, grazie per la sua cortesia e per aver messo a disposizione della nostra trasmissione la sua grande professionalità e passione. Noi ci fermiamo qui e tra poco altre testimonianze da questa splendida villa, da Villa di Maser. Con l'augurio ai produttori che l'annata porti un favorevole successo appunto a questa produzione. Ci uniamo a lei.